Cattolici in politica, questa sera un'importantissima iniziativa, una riunione, lancerete non solo il programma ma il focus su tante tematiche importanti nella nostra provincia. A condurlo il professore Di Natale e il dottore Licari. Diamo una speranza alla nostra provincia. È il titolo di questo documento che in questi mesi noi abbiamo elaborato e che stasera lo presenteremo come cattolici in politica, avendo lo scopo di portare l'insegnamento sociale della Chiesa al centro del dibattito politico. È un incontro aperto a tutti. Con questo documento noi mettiamo in risalto quali sono le criticità nella nostra provincia e nello stesso tempo vogliamo dare una speranza. Dottore Licari, tante le tematiche su cui lei centrerà il dito. Sono aspetti che riguardano proprio la condizione di sottosviluppo della provincia, che deriva da una scarsa capacità istituzionale, direi propriamente provinciale o regionale, e in particolare indice maggiore è la sanità. Rileviamo purtroppo che le norme di legge a carattere nazionale e a carattere regionale, debiti decreti a partire dal 2012, non vengono assolutamente rispettati né applicati. Abbiamo riscontrato da dati certi e documentati che in provincia di Agrigento mancano non meno di 500 medici ospedalieri. Una rete ospedaliera che mostra le sue crepe, non meno di 500 infermieri che erano tutti previsti da normative di legge. A ciò andiamo ad affiancare l'aspetto delle infrastrutture, che la provincia di Agrigento la vede in una condizione di ridotte erogazioni. Parliamo di non meno di 400 milioni di euro di opere pubbliche non realizzate negli ultimi 5 anni, secondo una ripartizione equa delle risorse che viceversa sono andate alle province di Catania, di Messina e di Palermo, e per i prossimi 5-7 anni si prevede anche una ridotta capacità di erogazione di risorse nella medesima provincia. Ciò non farà altro che ridurre la capacità della provincia e accrescerne altre, e quindi un gap notevole che non verrà assolutamente colmato. Necessita stasera discutere di queste cose che riguardano i fatti concreti, numeri concreti, e non aspetti esclusivamente che riguardano Roma e il governo di Roma. Noi entriamo in quello che significa la socialità e il governo della nostra provincia.